modalità di presenza a scuola e miste a modalità di presenza in teledidattica sono allo studio, tenendo conto anche di un altro fattore che è quello dei trasporti pubblici, perché ovviamente anche il fatto che gli studenti possano raggiungere gli istituti è da tenere in debito conto, e su questo siamo in attesa anche di indicazioni più chiare su quelle che possono essere le capienze del servizio di trasporto, in modo da poter anche creare poi l'organizzazione successiva. Dipenderà dalle necessità. Se noi riusciremo ad avere le condizioni adatte, sicuramente alcune cose a distanza continueremo a farle, però in funzione della presenza, perché fare scuola è fare scuola davanti a dei ragazzi, è guardarsi negli occhi, è discutere, è condividere, tutte cose che naturalmente, lo sappiamo, è molto più difficile fare collegati online davanti a uno schermo. Io direi che nel futuro del liceo Don Mazza, c'è un riprendere, ma facendo tesoro di alcune esperienze attraversate in questi mesi. Torno a dire, una maggiore fiducia nelle tecniche. Noi abbiamo parecchi progetti in campo che seguiamo, sarebbe anche difficile spiegarli qua. Abbiamo un grosso progetto che stiamo lavorando assieme alla Regione del Veneto, che si chiama Stalia 4.0 e ha l'obiettivo di aumentare la sostenibilità delle aziende zootecniche dalle latte, creando un po' un nuovo modello di allevamento, cioè quello in grado di integrare nei tre principali ambiti della sostenibilità, quindi ambientale, sociale e economica, no? Gli sforzi che abbiamo fatto in questo periodo ci hanno aiutato a fare qualcosa. Il lavoro bancario sarebbe un lavoro nobile e ci piacerebbe poterlo fare bene, poterlo fare ancora meglio. Questo è un po' quello che mi motiva ogni giorno e motiva il mio gruppo di lavoro, del quale sono estremamente orgoglioso. Abbiamo un sacco di attivisti sindacali sul territorio veronese e tutti i giorni ci alziamo proprio con l'idea di cercare di fare bene il nostro lavoro per far lavorare bene i bancari.